Vedere pian piano la casa prendere forma è sempre stato molto emozionante e la casa ha continuato a cambiare proprio anche come misura degli spazi man mano che la vedevamo ecco, crescere e diventare. È stato molto bello vedere come velocemente si è creata la struttura, quindi come tutta la parte appunto in legno quando è stata montata è stata molto più veloce di tutti gli altri processi di lavoro della casa, e quella è una cosa che non mi aspettavo, quindi dal pensarla, disegnarla, eccetera, progettarla, a fare poi tutta la parte iniziale di terreno, di preparazione, eccetera, e tutte le finiture dopo sono stati tempi molto lunghi e a volte dove facevo un po' fatica a capire esattamente, no, di cosa stavamo parlando, che cosa stavamo progettando, e invece il tempo in cui col materiale effettivamente hanno costruito la struttura, cioè quello ha dato una concretezza veloce, molto bella a tutto, insomma, quindi quello è stato un passaggio importante. Vivere in una casa in legno è molto caldo, nel senso che è proprio una casa più accogliente rispetto a quelle in cui sono vissuta fino adesso, che erano fondamentalmente in muratura, e soprattutto non ci sono spifferi, non ci sono, diciamo, quei cambi di temperatura anche che si sentono, non so, da una stanza all'altra, quindi è proprio una sensazione di accoglienza generale, insomma, nella casa. Il profumo quando si entra, quello insomma non lo sentiamo tutti i giorni, ma le persone che arrivano ancora ogni giorno ci dicono wow, che profumo di legno, e noi lo sentiamo se stiamo via magari una giornata, quando si rientra si sente veramente un buon profumo di foresta, come non so, quindi l'idea anche di essere in una casa comunque fatta di legno, quindi fatta di un materiale naturale, non so, è un'idea in generale che mi piaceva, ma adesso che ci sono dentro mi sembra proprio molto più normale e naturale, come dovrebbe essere, non so, più in linea con come magari siamo noi come famiglia o io come persona, come mi intendo nel mondo, anche rispetto a un materiale più artificiale o più maneggiato, più freddo, appunto, come può essere la pietra o appunto il cemento, cose ecco così. Quindi in generale è una modalità di vita più nella natura, ecco. Se rifacessi una casa rivorrei assolutamente la modalità chiave in mano, perché avere per noi il punto di riferimento di direzione un po' dei lavori, che per noi appunto è stato il costruttore, è stato fondamentale per avere, per sentirci sicuri del fatto che ci fosse sempre tutto sotto controllo e che i lavori si svolgessero con una buona tempistica e con una buona anche relazione e comunicazione tra le varie squadre di lavoratori che si sono interfacciate.